Premio Campiello, 53esima edizione. Al Palazzo del Bo di Padova la giuria dei letterati ha scelto la cinquina finalista. La mappa di Vittorio Giacopini, edizione saggiatore, L'ultimo arrivato di Marco Balzano, Sellerio, Cade la terra di Carmen Pellegrino, Giunti, Il tempo migliore della nostra vita di Antonio Scurati, Bonpiani, Senti le rane di Paolo Colagrande, edizioni Nottetempo. La scelta è avvenuta tra un ventaglio di 79 libri segnalati dai 10 componenti della giuria dei letterati, sui circa 250 pervenuti alla segreteria del premio. Gran parte dei testi hanno uno sguardo particolare. Quest'anno guarda un po' indietro verso la storia, tenta di capire cosa c'è dietro le spalle per immaginare di fare un futuro. Senta, la lettura è un passepartout per risolvere molti problemi nella vita? Per la lettura è comunque roba buona per la testa e anche talvolta per il fisico. Il riconoscimento opera prima del Campiello riservato agli scrittori debuttanti è andato a Enrico Ianniello, autore del romanzo La vita prodigiosa di Isidoro Siflotin. Ora toccherà alla giuria dei 300 lettori, i cui componenti sono segreti fino all'ultimo giorno e cambiano ogni anno, scegliere il vincitore assoluto. La cultura è un po' il cibo che ha sempre alimentato questo paese, un paese ricco di queste bellezze straordinarie, ricco di arte e di cultura, è un patrimonio incredibile. Noi in Veneto siamo una regione di eccellenza da questo punto di vista, poi promuoviamo la lettura nel paese perché anche quest'anno andremo in 12 città d'Italia a promuovere i 5 finalisti. Venezia, Cornuda, Torino, Milano, Catania, Palermo, Napoli, Gubbio, Roma, Asiago, Cortina, Lido di Venezia. Questa la tournée estiva dei finalisti fino alla cerimonia di consegna del premio prevista quest'anno per sabato 13 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. L'anno scorso vinse Giorgio Fontana con Morte di un uomo felice. Il primo ad aggiudicarsi il Campiello nel 1963 fu Primo Levi con La tregua.